Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete le api stanno in via di estinzione, quindi questo qui sarebbe veramente un problema ragazzi, perché sempre più aviari vengono spostate dalla loro zona di origine e usate per impollinare le piante nelle serre, quindi in massa di queste qua ragazzi ci sarà davvero da aver paura, quindi sono state di recente dichiarate l'animale più importante del pianeta, eppure ragazzi sono una delle specie a rischio più diciamo alte, quindi vittime di pesticidi, inquinamento, parassiti, cambiamenti climatici. No, sto parlando delle api, avvocatella, che per tutto che sono l'animale più importante è a rischio estinzione, quindi come ho detto, vittime di pesticidi, inquinamenti, parassiti, cambiamenti climatici. Questi insetti devono ora guardarsi da un'altra inattesa minaccia, altre api che arrivano da lontano e rubano loro cibo e risorse, quindi diciamo che ci sono invasioni di altre api, quindi stanno arrivando api un po' diciamo che non sono buone, quindi non impollinano i fiori e quindi se si accoppiassero con queste qua sarebbe un casino, quindi si perderebbe il patrimonio genetico delle api, quindi in effetti sì, sì, le api killer, sì. Quindi in effetti sarebbe davvero una cosa drammatica, quindi alla fine non si avrebbe più l'impollinazione, quindi ragazzi senza le api non si va da nessuna parte, quindi come ben sapete tutta la frutta, la verdura che noi mangiamo ragazzi è frutto dell'impollinazione delle api. In effetti queste, vedete queste immagini che vedete? In effetti ci sono questi apicoltori che portano le api nelle serre, quindi nei campi dove devono impollinare, diciamo, il frutto oppure diciamo la zucca, che ne so, tutti i fiori che sono in fiore. Vanno loro, li portano lì per 2 o 3 giorni e poi se le portano via. Quindi l'apicoltore in effetti fa questo, a parte il miele, però vengono portate nelle serre pure per far impollinare, diciamo, la frutta, tutto quello che ci sta da fare, quindi poi se li riportano indietro, quindi non è solo la questione del miele, ma anche una questione di impollinazione, quindi l'apicoltore fa due cose ottime, il miele e poi giustamente va nelle serre, nei campi dove diciamo c'è bisogno dell'ape e le porta. Vedete, questo signore le sta togliendo per prendersi il miele da questa cassetta, ad esempio. Però l'altro compito loro è di andare con dei cassoni che ci sta l'alveare, metterlo lì nella serra. No, avvocate, dicono solo aiuto, 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 però al finale non fanno nulla di concreto, quindi hai ragione tu. Al finale parlano, parlano e parlano, però alla fine nessuno fa niente, quindi diciamo che, anzi sta scritto, vedi, vengono spedite in giro per il mondo e utilizzate dai proprietari di serre per impollinare le loro piante. Quindi diciamo che questo è il problema, quindi ci sono questi ape killer, api che sfruttano le altre api, quindi ci sono tante specie di api, poi non tutte le api sono adatte per fare questo, quindi poi ci sono, a causa del flusso migratorio, ci sono api che si sono incrociati con altre api che non fanno questa funzione, quindi sì, sì, ma quelli per andare nelle sede si prendono pagato molto bene, non pensare che quello vanno gratis, a parte il miele, ma per portare un apicoltore sotto una serra per fare l'impollinazione viene pagato, quindi non è che quello ci va gratis, quindi partiamo da questo. Quindi dopo aver fatto tutta l'impollinazione, questo se ne va, raccoglie tutte le api e va via, quindi è un lavoro pericoloso perché vedete come stanno vestiti questa gente, quindi giustamente se tutte queste api lo pungessero sarebbe la fine, quindi devono andare in un certo modo, usare delle tecniche per poi portarsele via tutte, quindi diciamo che il loro mestiere è questo qui, quindi a parte la produzione del miele come ho detto, però devono salvaguardare la regina, tutte le api che vanno a prendere il miele, quindi è un lavoro un po' strano, però
come dico io, ogni lavoro ci deve stare la passione, quindi queste sono gente appassionate di queste cose qua. Quindi senza le api, ragazzi, il mondo finirebbe, cioè non è che finirebbe, in effetti non avremo più frutta, mais, tutte queste cose qua non sarebbero più alla nostra portata, quindi pensate che tutto ciò che mangiamo deriva dalle api quasi, a parte la carne, vabbè, la carne è un'altra cosa, però tutte le frutte, tutte diciamo le verdure, la maggior parte è grazie alle api che noi le mangiamo, quindi tutti i frutti tipo la mela, tipo la pera, che sono gli alberi che vanno in fiore e poi devono essere impollinati, quindi è tutta opera loro. Quindi in natura selvatica lo fanno quelle che stanno in strada, diciamo, però quando ci sono grandi, diciamo, campi, che ne so, serre giganti, allora lì interviene l'apicoltore perché la zona è vasta e quindi deve portare le sue api lì, quindi deve impollinare e poi portarsele via, quindi loro sono bravi a fare questo, però senza api, ragazzi, non succederebbe quasi nulla, quindi finirebbe il cibo, quindi il mais, tutto quello che è in fiore non producerebbe nulla, quindi sì, sì, guarda, pure le lucciole io non le vedo più che so anni. Prima da ragazzino si vedevano la sera, sai che brillavano, mo non le vedo neanche più io, la verità. Basta che non sono estinte perché sinceramente sono anni e anni che non le vedo più. Prima di sera quando ti affacciavi le vedevi che luccicavano e uno diceva la lucciola, tutti quanti a dare la corsa a sta famosa lucciola. Ma sono proprio anni e anni che io personalmente non ne vedo più una, perlomeno qua a Salerno io non ne vedo. Poi non so, può darsi pure che in altre parti ci sono, ma qua non le vedo. Sì, io mi ricordo quando ero ragazzo nel buio, proprio luccicavano a centinaia e quindi tutti quanti volevamo prenderli quando eravamo bambini, però non ci riuscivamo mai a finale. Però adesso sì, sì, ma adesso guarda, pure scendiamo di sera, tutto, in posti a volte di natura e cose, però non si vedono la verità. O perlomeno non ci stanno qua a Salerno, perlomeno. Ma mi ricordo che qua a Matierno, siccome è già più, un po' più sopra Salerno, anche se di poco, di 4 km, siccome ci sta molta terra, diciamo, molti giardini, in effetti ci stavano anzi le lucciole, adesso no. Se per questo non vedo neanche più le api qua da me, prima ci stavano e ogni tanto entrava uno in casa, la cacciavi, quindi la facevi uscire, adesso neanche più le api vedo, quindi ti dirò una cosa che quest'anno stranamente l'estate io non ho visto mosche, una cosa pazzesca, quindi quest'anno qua, a parte le zanzare sì, perché quelle ci stanno sempre, ma già la mosca quest'anno è vero che io però neanche la mosca qua ho visto perlomeno a Salerno quando ciao Giovanni quando faceva caldo era sempre piena di mosche quest'estate invece con tutto che ha fatto caldissimo non ne ho visto tante come gli altri anni diciamo boh sta finendo davvero tutto vabbè ragazzi vi auguro buona continuazione ci sentiamo dopo dai